Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, venerdì 5 maggio. Purtroppo nessuna novità dei due pescatori di Cittanova d'Istria, o al meglio i pescatori che erano partiti da Cittanova d'Istria in Croazia, dispersi da martedì scorso. L'allarme era stato girato anche alla marineria crodiense e c'era stata anche un'attività di ricerca da parte della direzione marittima di Venezia. I giornali online croati La Voce del Popolo in lingua italiana e i Press riferiscono che sono state effettuate delle ricerche con dei sub, ma non è stato ritrovato nulla se non una traccia sonora in una posizione compatibile con l'ultima posizione ipotizzata dei due pescatori, che erano usciti all'alba di martedì con una tanta inferiore ai 7 metri. Il punto nave sarebbe a 10 miglia da Cittanova ad una profondità di 28 metri circa. Sul sito Nestali, appunto croato, sono state scoperte le identità dei due pescatori scomparsi. Si tratta del 54enne Drazen Pintaric e del 70enne Anton Kutic, come avevamo riferito su Chioggia Azzurra mercoledì scorso. Anche Chioggia, circa 10 anni fa, ha pianto la scomparsa di pescatori locali, anche loro usciti in mare con condizioni meteo non troppo favorevoli e con imbarcazioni di piccole dimensioni. Non si è mai saputo con certezza le cause dei naufragi. Si terrà a Parenzo, in Croazia, al Teatrino della Comunità degli Italiani, l'epilogo del progetto Il Tempo della Serenissima, valorizzazione storico-culturale e turistica della tradizione orologiaia dell'Istro Veneto, un workshop interregionale a cui, tra gli altri, interverrà il nostro assessore alla cultura Elena Zennaro e Angelo Frascati, presidente del gruppo culturale Dondi dall'Orologio. Interverranno il presidente della giunta esecutiva della Comunità Italiana di Parenzo, il sindaco della città di Parenzo, l'assessore alla cultura e territorialità della regione istriana, oltre all'assessore alla cultura di Castelfranco Veneto, il presidente della Comunità degli Italiani Fulvio Tomizza di Umago e la direttrice della scuola elementare italiana Parentina di Parenzo. Da questo progetto, sviluppatosi nel tempo grazie anche alle sinergie con Angelo Frascati, presidente appunto del gruppo culturale Dondi dall'Orologio, riguardo al nostro antico orologio della Torre di Sant'Andrea, è nato un volume, Il Tempo della Serenissima, un percorso storico e culturale tra gli orologi da torre del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia, che sarà presentato durante la serata. Appuntamento dal quale potrebbero nascere ulteriori sinergie tra la comunità italiana di Parenzo e il nostro comune. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Sì. Questo qua è la nostra nuova confezione che andremo a fare, stiamo studiando la fascia, adesso le misure sono circa, questo è un prototipo. Siamo stati certificati Friend of the Sea, che è autosostenibilità ambientale. Noi stiamo cercando di certificare il fasolaro IGP Alto Adriatico. Sarebbe un marchio importante. Quello là sarebbe un marchio importante, sarebbe il passo anche per arrivare al bio. A parte che il fasolaro sostanzialmente è bio, però bisogna certificarlo, però col marchio Friend of the Sea, se riusciamo a fare l'IGP, sostanzialmente diventa anche un prodotto bio. Allora, siamo con Angelo Tiozzo Brasiola, direttore commerciale dell'OP Fasolari, appena tornato da Barcellona dal Seafood Global Expo. Com'è stata l'esperienza? Bella esperienza fatta a Barcellona. A Barcellona praticamente lo stand
mondiale, perché ho visto prodotti arrivare dall'Alaska, il king crab dell'Alaska, prodotti giapponesi, prodotti da Danimarca con il baccalà, con i merluzzi e tutto. Là a Barcellona noi praticamente siamo stati invitati, quindi per noi è stato un onore più che un onere, perché il Ministero italiano ha preso degli spazi a Barcellona, li ha consegnati alla regione e le varie regioni hanno chiamato in supporto le eccellenze dei propri territori, perciò noi, la Regione Veneto, ci ha chiesto di poter andare a Barcellona appunto per portare un'eccellenza veneta in quel di Barcellona. Quindi è stato un onore, ci è venuto a visitarci il ministro, il senatore De Carlo, bella esperienza, una bella fiera dove ci sono tutti i tipi di prodotto e soprattutto girando per la fiera tutti i tipi di sistemi di lavorazione che ti accennavo prima, i prodotti skinny, i nuovi tipi di confezionamento di prodotti. Una fiera importante dove abbiamo fatto 3 giorni impegnativi ma belli, importanti. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. ETF, il sindacato europeo della pesca, ha indetto per questa settimana una mobilitazione contro un provvedimento della Commissione europea dal titolo "Proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile". Cosa vuol dire? Vuol dire che la Commissione europea vuole estendere le aree protette dal 12 al 30%. Questo significherebbe che entro il 2030 la pesca a strascico andrebbe a collassare, creando grossi problemi occupazionali, pescatori e loro famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. E questo è inaccettabile. È inaccettabile perché stiamo parlando di un settore che ha già i suoi problemi. È da anni ormai che aspettiamo un ammortizzatore sociale strutturato. E ad oggi non c'è ancora il decreto attuativo. Se in più ci si mette anche la Commissione europea con questi provvedimenti, il settore rischia di morire, a partire proprio dalla pesca a strascico. Ricordo che i 3 pilastri della politica comune della pesca sono sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ad oggi il sociale e l'economica vengono abbattuti con questo provvedimento e questo non va assolutamente bene. È per questo che a giugno organizzeremo una giornata di mobilitazione contro un provvedimento che noi giudichiamo inaccettabile. Siamo con l'assessore alla cultura Elena Zennaro nella sala del Consiglio del Comune di Chioggia. Oggi è stata ricevuta qui una delegazione speciale. Sì, ancora una volta Chioggia ha attirato l'attenzione del grande cinema italiano. Hai visto chi c'era, hai visto che stiamo lavorando per la produzione di un film dove parte delle scene saranno girate proprio nella nostra bella e amata Chioggia. Al momento c'è il massimo riservo e a breve però sveleremo i dettagli di questa produzione che verrà fatta subito dopo l'estate e che ci vedrà appunto in un comitato nazionale e quindi avrà dei risvolti molto molto importanti. Chioggia torna quindi protagonista.
Chioggia protagonista, Chioggia che si fa notare, che attira l'attenzione dei big e soprattutto che sa far parlare del suo patrimonio culturale, dei suoi personaggi storici, dei suoi monumenti e della vita che si faceva e che si fa a Chioggia e dell'importanza appunto storico-culturale che riveste e rivestiva. Per cui aspettiamo. Stay tuned. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini, sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Dunque, non raramente, anzi abbastanza frequentemente, ci segnalano che ci sono delle luci, i lampioni della illuminazione pubblica spenti e qualche volta ci segnalano anche che invece di giorno sono accesi, in pratica. Ecco, allora, sulla scorta di un messaggio che ci è arrivato ieri, che ci scrive: buonasera Andrea, è così che si fa risparmio energetico? Lasciando tutto a brontolo al buio? Questa è la rotonda della navicella ore 22. Stessa situazione fino al ponte sul Brenta. Per fortuna ci sono privati che lasciano le insegne accese o altro, in pratica. Grazie in anticipo se decidere di scrivere qualcosa in merito. Buon lavoro e buona serata. Allora, praticamente, noi abbiamo segnalato che c'è una società dedicata che ha incaricata dal comune addirittura da 10 anni. Sui lampioni c'è il numero verde, ve lo ripeto, che è l'800 060 266 in pratica, e questo servizio è gratuito. Allora, se c'è una luce che non funziona, non è che automaticamente chi gestisce l'illuminazione pubblica riesce a sapere dove è spenta, bisogna segnalarglielo. Questa cosa l'abbiamo detto tante volte, abbiamo fatto anche degli altri servizi, ho pensato di rifarne un altro in pratica. Quindi oltre al numero verde che vi ho detto, ve lo metto anche in sovraimpressione, da almeno 4 anni da questa parte, 3-4 anni a questa parte, c'è anche sul sito del comune, vi metto anche qui il link in descrizione, c'è il portale, potete registrarvi e segnalare, addirittura si possono mandare foto eccetera. Quindi diciamo che io direi in generale, ma questo signore poi è stato avvisato, tra l'altro il problema in oggetto non è stato risolto subito, perché ci dicevano che il contatore sito nel parcheggio di Padre Emilio Venturini risulta essere invaso dalle formiche, pertanto l'interruttore non rimane armato. È stato già contattato l'Enel per la sostituzione del contatore. Ecco. Però io direi in generale, prima di partire con le critiche, il numero verde che è l'800 800 060 266, c'è scritto su ogni lampione della luce, quindi se qualcuno vede che è un lampione spento, col telefonino in verde rispondono sempre, qualche volta non rispondono subito perché magari stanno rispondendo a un'altra telefonata, ma sono attivi tutti i giorni. Ci sono stati problemi di festività, sono andati a sistemarlo, quasi sempre sono riusciti in un attimo. Tra l'altro, quando vedete le luci accese, non è che vogliono fare spreco di energia, è perché se su una via il guasto è successo di notte e loro lo vengono a sapere di giorno e vanno di giorno, e se su quella via c'è una luce spenta, per capirlo devono accendere tutte le luci della via. Spero di essere stato esauriente e vi invito, diciamo, a segnarvi questo numero verde sul telefonino e vedrete che la prossima volta che c'è qualcosa segnalatelo e sarà un bene per tutti. Ciao e buona giornata. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 5 maggio, è la farmacia Iaccheri a Valli in via Romea e la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove vi ricordiamo che facciamo lo speed e l'assistenza con Namirial.